Sono Carla Squini, pittrice. Da circa un anno vivo in un piccolo paese in provincia di Udine dove sono nata e per parecchi anni sono stata a Butrio. E, vivendo in un piccolo paese, naturalmente in mezzo alla campagna la natura è stata la mia prima fonte di ispirazione e fin da piccola ho cominciato a dipingere, a disegnare tutto quello che vedevo, tutto quello che mi circondava. Passavo ore a contemplare queste forme organiche, forme naturalistiche di piante, di foglie, di germogli che mi circondavano e così entravo in questo mondo fantastico della natura e cominciavo a compiere i miei primi passi verso la pittura e cominciavo anche i primi quadri, a comporre i primi quadri e partecipare naturalmente ai primi concorsi in Italia. Sono stata sempre una persona molto curiosa e mi piaceva sempre sviluppare questa mia curiosità, infatti non ho perso l'occasione per andare nello studio del mio grande maestro Marcos, che mi invitò in America per approfondire i miei studi sul colore, sulle forme, sul disegno, sulle ombre, sul colore e ebbi l'opportunità di ampliare le mie conoscenze e di padronirmi della tecnica. Ritornata in Italia con grandissimo entusiasmo e con tanta voglia di conoscere anche nuove tecniche, nuovi mondi, sono subito andata a conoscere i pittori friulani e frequentavo l'atelier del famoso pittore friulano Fred Pittino. Dopodiché mi iscrissi al Centro Friulano Arti Plastiche e lì conobbi tanti miei colleghi ed ebbi modo di confrontarmi con tecniche nuove e cominciai a sperimentare. Questa voglia di sperimentare, di conoscere nuove tecniche mi portò a fare plexiglass, a lavorare sul plexiglass, sulle resine, sui tessuti. Mi piace tantissimo lavorare sui tessuti, a fare anche incisione, gessi, malte, rilievi e tutto quello che può portare a fare nuove cose, nuovi materiali, specialmente adesso con la tecnologia è molto importante e porto avanti tuttora questa mia ricerca. Una ricerca infinita che tuttora porto avanti e in questo periodo mi trasferii appunto a Butrio ed ebbi una grandissima esperienza. Conobbi delle persone veramente eccezionali e con loro abbiamo organizzato delle mostre nella bellissima Villa Florio, delle extempore. Addirittura ho ottenuto un bellissimo corso di pittura per i bambini, che è stata veramente una bella esperienza. Feci molte personali in Italia e andai all'estero, appunto con la mia curiosità volli provare andare oltre confine. Le mie prime esperienze furono Klagenfurt in Austria, Salisburgo è stato molto, molto entusiasmante, con la Galleria De Portis, che loro appunto erano di origine di Cividale. Salisburgo, poi Kitzbühel, che ho lavorato parecchi anni,
e Vienna ho fatto 2 mostre. Dopodiché, per caso, così per pura fortuna, diciamo, sono stata invitata alla sede di una banca a Monte Carlo e lì cominciò l'avventura con Monte Carlo, un'avventura molto particolare perché sono stata qualche anno a collaborare con il Centro Culturale Monegasco, che faccio parte ormai, sì, da quegli anni sono passati 20 anni, faccio parte tuttora. Infatti l'ultima mostra che ho fatto con loro nel 2017 a Cap d'Ail dans le Château de Terrasse con una famosa ditta di interior design. Ho collaborato anche con una galleria e continua questa collaborazione con loro. Nel frattempo ho partecipato anche a due fiere Index con un mio collega scultore a Dubai. Anche lì è stata una cosa veramente entusiasmante perché sono stata anche sulla rivista AD. Ho avuto una bellissima esperienza. La mia grande tappa artistica è stata appunto la Cina, che sono partita con tutti i miei quadri e non pensavo di avere un'occasione simile, un'accoglienza simile. Sono stata veramente contenta ed è stata una grande esperienza. Mi ricordo un aneddoto che ho portato nel mio bagaglio a mano, i miei piatti dipinti sulla ceramica. Io sono una colorista e mi piacciono moltissimo i colori, e i colori dove si possono trovare, no, in natura, nei fiori, questa esplosione di fiori. E infatti in questi anni ho cercato di raffinare la mia pittura e di concentrarmi sul fiore. Infatti io lo prendo, lo seziono, lo strappo e addirittura tante volte lo metto anche nel freezer, appunto per cercare di trovare nuove forme, nuovi colori e anche nuove velature che poi le trasporto sulla tela, in dimensioni molto grandi, grandissime, in modo che anche un piccolo dettaglio, una minima parte può diventare grande. E voglio donare allo spettatore questo mondo, facendolo diventare come un insetto che si introduce in questi meandri, in questi petali, e entrare in queste dimensioni proprio interiori del fiore. E questo fiore non si deve guardarlo apparentemente com'è, però è un invito ad entrare nell'interiorità, a cercare qualcosa di più. Tutto è vita, e tutto, anche un piccolo dettaglio, immensamente piccolo, può essere immensamente grande. E questo ci induce a rispettare la natura. Le mie tematiche sono molto vaste, non sono naturalistiche naturalmente, però non si fermano solamente alle piante. Mi piacciono molto le conchiglie, il mare e anche gli animali. Gli animali ne ho fatti tantissimi, i galli, ho dipinto tantissimi galli, e per la Svizzera anche gli animali, ad esempio i cerbiatti, i cervi, eccetera. Per me l'arte è tutto. Io
senza l'arte non vivrei, ormai fa parte di me stessa, è un'espressione dell'io e quindi l'arte per me deve commuovere, deve darmi un'emozione, però deve essere sempre qualcosa che fa parte della bellezza. La bellezza è soggettiva, l'emozione è soggettiva, quindi tutto è soggettivo.